Care padovane, cari padovani, buon sabato a tutti. Padova ha fatto molto per proteggersi dal coronavirus. Mascherina obbligatoria anche all'aperto. È pronto, anche se per ora resta in attesa, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che spiega le ragioni in un messaggio alla città. Una seconda ondata del virus e un nuovo lockdown sarebbero disastrosi per l'economia di Padova, che in queste settimane si sta rialzando. Riprese le lezioni all'università, numerosi gli appuntamenti culturali a partire dalla mostra su Vincent van Gogh al San Gaetano. La mascherina è un'arma preziosa e il sindaco intende utilizzarla. Non ci sono alternative. O fermiamo i contagi prima che crescano o vince il virus e perdiamo tutti noi. Ecco perché attenderò ancora pochi giorni per vedere se dal governo o dalla regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più prudente l'uso della mascherina, anche negli spazi aperti. Passato questo tempo proverò io ad assumere le misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco. È mio dovere proteggere la città.